tendenzialmente entriamo quando stanno vincendo le squadre, capito? Entriamo. Signore e signori, buon pomeriggio da Adriano Berruti e benvenuti al Pala Torino, terzo anticipo della 18ª giornata di Serie A di futsal femminile. In campo la Lazio e l'Atletico Foligno. Biancocelesti di Daniele Chilelli che tornano in campo dopo il turno di riposo e vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva in casa. Dall'altra parte la formazione di Luigi Di Battistone, momentaneamente penultima in classifica, che cerca preziosi punti nella corsa salvezza. Andiamo subito a vedere le 24 convocate, partendo appunto dalle ospiti con la numero 2 Cecconi, la numero 6 Narcisi, la 7 Ferroni, la 8 Martinò, la 9 Supplizzi, la 10 Corboli, la 11 Zelli, la 16 Castagnoli, la 21 Naiara, la 24 Santi, la 77 Pezzolla e la 99 Proietti. Passiamo dunque alle scelte di Daniele Chilelli. Out Pasquale per squalifica con la maglia numero 2 Pantano, con la 3 Colucci, con la 4 Conticelli, con la 5 Siclari, con la 6 il capitano Cecilia Barca, con la 10 Guerrieri, con la 11 Ruffini, con la 13 Yogi Salo, con la 20 Umbro, con la 22 Pepe, con la 24 Coratella e con la 77 Vanessa Pereira. Arbitro dell'incontro che sarà il signor Davide Plutino della sezione di Reggio Emilia, secondo arbitro Salvatore Freccia della sezione di Catanzaro, al crono Pierluigi Minardi di Cosenza. Nella gara d'andata terminò 3-2 per la Lazio al Pala Paternesi, con le reti di Zella e Pezzolla per le padrone di casa e di Colucci, Vanessa e Siclari per la Lazio. Squadre raccolte in questo momento a bordo campo, ancora pochi istanti al fischio d'inizio di questo terzo anticipo, come abbiamo detto, della 18ª giornata, la quinta di ritorno della Serie A di futsal femminile. Lazio che vuole consolidare il proprio sesto posto anche in virtù del pareggio della GMB nella gara di questa mattina sul campo del Cagliari, una gara terminata 3-3. Sta arrivando in campo il Foligno, c'è la numero 6 Narcisi, la numero 16 Castagnoli. Andiamo a vedere chi completerà poi il quintetto di partenza. La numero 9 Sulpizzi, tra i pali ci dovrebbe essere Adele Cecconi,
L'ultima è Nayara Dos Santos con la maglia numero 21 a posizionarsi lì da vertice basso. Arriva ora anche la Lazio a capire il quintetto scelto da Daniele Chilelli per approcciare questi primi 20 minuti della gara contro l'Atletico Foligno. Vediamo Barca, vediamo Yoki Salo, c'è anche Ruffini e Vanessa tra i pali, Marianna Pepe. Così si completa lo starting five delle biancocelesti, sarà proprio Yoki Salo a dare il via a questo match. Pronta a toccare la finlandese con la maglia numero 13, per lei 5 gol finora in questo campionato. Fischietto in bocca per Plutino, allora si inizia con Yoki Salo che tocca all'indietro per Vanessa, subito con il portiere di movimento Chilelli con Siclari che subentra al posto di Pepe. Barca, Ruffini, Vanessa si piazza nella propria metà campo l'Atletico Foligno. Yoki Salo da ultima, c'è Siclari a sinistra, Vanessa scelta a destra la brasiliana. Yoki Salo, Vanessa ancora per Yoki Salo, c'è Barca in appoggio a sinistra. Yoki Salo, Vanessa, Yoki Salo ancora per Vanessa tra le linee, prova a farsi vedere Barca, non forza però il passaggio in verticale. Vanessa scambia ancora con la finlandese. Vanessa, Barca trovata sulla tre quarti, Siclari dentro, l'intervento di Cecconi che va ad anticipare Ruffini, si era proposta sul palo lontano la numero 11. Buono l'anticipo di Adele Cecconi. Pereira, Vanessa scambia ancora con Yoki Salo. Vanessa si muove ancora internamente Barca, pallone verticale per Ruffini che deve tornare fuori. Ancora Vanessa cerca l'imbucata, Narcisi brava a leggere la traiettoria, poi prova addirittura a concludere verso la porta sguarnita della Lazio, pallone che sfuma alla sinistra del palo. Si riprende dalla rimessa dal fondo per la Lazio, già battuta da Siclari per Yoki Salo. Ancora ad invadere con tutti gli effettivi la Lazio. Yoki Salo, Vanessa ancora per Yoki Salo, si fa vedere Barca, ancora Yoki Salo all'indietro, Vanessa, Yoki Salo, Vanessa, nuovo Yoki Salo, incontro Siclari a sinistra, esce bene Narcisi, non la fa girare. Allora Yoki Salo, Vanessa, Yoki Salo, 18:25 sul cronometro, passato il primo minuto e mezzo abbondante, sempre 0-0 al Pala Torino. Vanessa, Siclari, verticale per Barca che cerca a memoria il movimento di Ruffini, era andata già all'interno dell'area però la numero 11, allora può provare a ripartire l'Atletico Foligno con l'ottimo movimento difensivo di Emilia Yoki Salo che va a proteggere il passaggio della sfera, la rimessa dal fondo per le biancocelesti. Vanessa, Ruffini sbaglia il tocco di prima, Nayara sulla tre quarti, la deviazione decisiva di Yoki Salo e poi la sfera che sbatte sul palo. Solo rimessa laterale per l'Atletico Foligno, grande chance però per le ragazze di Battistone, pericolose con Jessica Nayara Dos Santos, proprio lei a battere dal corner. Pallone da ripetere, la battuta, ancora Nayara dentro, Pepe prova a respingere sulla linea, poi prova a ripartire la Lazio, frena però il contropiede delle biancocelesti. Vanessa prova a imbucare per Barca, pallone molto ambizioso della brasiliana, non riesce a raggiungere il capitano laziale. Dal fondo Foligno, chiesto di aspettare un attimo Freccia per correggere il posizionamento della porta dell'Atletico Foligno. Qui prova l'uscita in anticipo Barca ma non tocca la sfera nella diagonale sul movimento di Castagnoli. Rimessa per la Lazio. Vanessa, Yoki Salo rischia all'interno della propria area, poi scarico largo, Vanessa in verticale, Siclari, buono il controllo, Siclari e la parata di Adele Cecconi che mette in angolo, altra chance per la Lazio. Pericolosa qui Valentina Siclari, brava Adele Cecconi, deviare in corner, ancora Siclari dalla sinistra, pallone che non è uscito. E allora Yoki Salo, Vanessa, interno, Siclari di prima, Barca cerca un controllo di troppo forse nei pressi dell'area di rigore, poi il rinvio
di Adele Cecconi, che finisce direttamente in fallo di fondo. Vanessa ad impostare sempre lei e Yokisalo, con Siclari che avanza alla propria posizione sull'outmancino, riceve adesso e restituisce a Yokisalo. Ancora Vanessa, servita adesso sulla tre quarti, quindi Ruffini riesce ad imbucare in area, torna fuori dalla numero 77. Yokisalo, Vanessa, ancora per Yokisalo, si fa vedere Siclari, non servita. Vanessa, Yokisalo, 16:50 sul cronometro, sempre 0-0. Siclari in possesso, all'indietro per Yokisalo. Siclari, Yokisalo, stavolta Ruffini in appoggio. Vanessa salita di qualche metro. Yokisalo, Ruffini, ancora per Yokisalo. Barca pronta a rientrare. Pepe in caso di palla persa. Vanessa qui imbuca, Nayara respinge anticipando Valentina Siclari. Yokisalo, sinistra proprio con Valentina Siclari. Yokisalo, Siclari, giocatrice più in forma della Lazio in questo periodo, in gol da 6 partite consecutive, 10 in questo periodo. Qui attenzione all'azione della Lazio con Barca, aveva visto il movimento di Yokisalo, si chiude bene la difesa del Foligno. Siclari, dicevamo della numero 5, 12 gol in questo campionato, 10 appunto nelle ultime 6 gare, momento di forma straordinario che vuole proseguire oggi. Barca, Siclari, larga ancora da Barca, pallone di prima dentro, interviene ma non tocca Narcisi. Allora possesso Atletico Foligno, cambi per la Lazio, fuori Siclari, è rientrata solo Pepe in realtà. Nayara, sul PC, in avanti Castagnoli, vuole girarsi in mezzo a due, anche un tunnel ai danni di Barca, poi subentra per un attimo Narcisi, ma Barca vince il contrasto indirizzando la sfera da Pepe. Vanessa, Yokisalo, rientra Siclari per la fase di possesso, va subito a prendersi il pallone a sinistra. Yokisalo, Vanessa, Yokisalo, ancora Siclari a sinistra, fuori. Yokisalo potrebbe anche pensare alla conclusione, poi allarga per Vanessa. Yokisalo, Vanessa, tre quarti, senza guardare il pallone per Ruffini, leggermente sporcato da Solpizzi. Yokisalo, ancora Vanessa, di nuovo per la finlandese, si abbassa Siclari, fa girare la Lazio. Vanessa, Yokisalo, Vanessa di prima, Barca arriva a tenere il pallone in campo, in qualche modo cerca la sponda per il movimento di Ruffini, l'anticipo di Jessica Nayara dos Santos. Sempre possesso per la Lazio, sono andati via i primi 5 minuti al Pala Torrino. Punteggio che non si schioda dallo 0-0 di partenza, 14:48 per l'esattezza sul cronometro. Vanessa, in verticale Ruffini di prima per Siclari che cerca la conclusione, colpisce male Valentina Siclari, altra chance però per la Lazio. Non riesce a sviluppare la manovra da sinistra l'Atletico Foligno. Un errore in fase di possesso di Maria Grazia Pezzolla. Rimessa laterale per le biancocelesti. Vanessa a battere dalla destra. Yokisalo, di nuovo per Vanessa. Siclari prova a muoversi adesso il quartetto offensivo della Lazio. Ruffini, Yokisalo, Siclari di prima, Barca controlla, brava qui Nayara ad accorciare su Barca che tiene però vivo il pallone. Siclari, Yokisalo, Vanessa subito accorciare su di lei Pezzolla. Siclari, Yokisalo, ancora per Vanessa, dentro il pallone per Barca che cerca di concludere verso la porta, non riesce ad indirizzare come vorrebbe la sfera. Nayara, il rinvio lungo, pallone facile per Marianna Pepe che blocca, riparte da Vanessa e lascia ancora il campo a Siclari. Yokisalo, Vanessa, sempre Yokisalo in appoggio, prova a manovrare adesso accelerando palla a terra. Siclari, Barca sul fondo per Ruffini, pallone impreciso però dalla numero 6, rimessa dal fondo per l'Atletico Foligno con Cecconi che prova a far partire Narcisi, l'anticipo di Vanessa, poi anche sfortunata nel doppio rimpallo, rimessa laterale per le ospiti, già battuta da Narcisi, all'indietro per Nayara. Narcisi,
prova a puntare Jokisalo, poi pallone calciato verso la porta, anche deviazione della finlandese, blocca Siklari e riparte dalla propria tre quarti. Vanessa, Siklari, va dentro Ruffini, attaccare il secondo palo, Jokisalo muove verso destra, Siklari, Barca dentro, Ruffini cerca la sponda, non passa, poi Nayara con il mancino a spazzare via la sfera trovando solo la rimessa laterale. Le indicazioni di Daniele Chilelli, vuole evidentemente vedere qualcosa di diverso nelle soluzioni offensive delle sue ragazze, che stanno occupando stabilmente la tre quarti offensiva, ma ancora non riescono a trovare il varco giusto. Vanessa, Jokisalo, la passa Barca, pallone ancora per la brasiliana, Jokisalo, Vanessa, Jokisalo, Siklari a sinistra, si fa vedere, l'affronta Narcisi, non forza la giocata Siklari, poi 1-2 interno, Siklari riesce solo a toccare il pallone con la punta, per attenzione al rinvio di Cecconi, Jokisalo con calma olimpica libera la propria tre quarti. Vanessa può accelerare adesso, pallone per Barca, all'angolino, Vanessa per Barca, si sblocca il match del Palo Torino, 1-0 per la Lazio. Si è fatta trovare scoperta la difesa dell'Atletico Foligno, perfetto l'assist di Vanessa Pereira per il tap-in ravvicinato di Cecilia Barca, secondo gol in campionato per il capitano biancoceleste, 1-0, 12:38 sul cronometro. Adesso anche primi veri cambi per Chilelli, che fino a questo momento aveva invertito solo Pepe e Siklari nel ruolo di portiere e quinto di movimento. Adesso inizia anche la partita di Colucci e Conticelli, che hanno preso il posto di Barca e Siklari. Uscita anche Ruffini, anzi. Colucci, trovata in profondità, cerca una sponda complicata, trova le mani di Cecconi, poi forse un fallo della stessa Colucci ai danni di Nayara, riparte comunque il Foligno. Narcisi prova ad andare a sinistra dalla compagna che non passa, Vanessa, Cecconi con una gran parata, poi Nayara anche ad evitare il calcio d'angolo, deve comunque concedere il possesso alla Lazio, in particolare una rimessa laterale. Conticelli invade l'area, Vanessa, pallone di Jokisalo con una deviazione, si accontenta del calcio d'angolo Vanessa Pereira. A battere Conticelli, 12:02 sul cronometro. Solo Colucci in area, pallone fuori per Jokisalo, Vanessa subentra, Vanessa prova a sfondare con il mancino, ottima la chiusura di Nayara e poi riesce a conquistare il possesso. Nayara che rinvio non riesce a gestire l'Atletico Foligno, allora Pepe può ripartire da Jokisalo. Conticelli, Vanessa in orizzontale, Jokisalo affrontata da Narcisi, arriva anche sul Pizzi, pallone in avanti Colucci, tenta di ammortizzare questo pallone, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Narcisi, sinistra con Zelli, cerca un cambio gioco, trova una deviazione di Jokisalo, allora ancora possesso per le ragazze di Battistone, da correggere però il punto di battuta, ha guadagnato un paio di metri di troppo Nayara. Narcisi, Zelli, l'attacca Jokisalo, pallone in profondità, doppia deviazione, l'ultima dovrebbe essere di Vanessa Pereira, infatti rimessa Atletico Foligno. Narcisi, corto per Zelli che ritocca dopo il muro di Vanessa, e allora stavolta la rimessa è per la Lazio. Vanessa vuole andare in avanti, c'è Colucci che pianta il fisico, ancora Colucci vorrebbe girarsi, poi cerca in qualche modo la sponda per Jokisalo, vorrebbe un fallo, Carola Colucci, non arriva la chiamata del direttore di gara. Allora Narcisi, Nayara sul Pizzi, ottima chiusura di Vanessa che taglia bene davanti a Zelli, riesce a confezionare però il recupero palla alla Lazio con tocco in fallo laterale di Carola Colucci.
sul Pizzi, Narcisi si muove ancora sul Pizzi a sinistra, Narcisi va da sola, Conticelli accorcia e recupera regolarmente, Vanessa subentra, Narcisi la batte in scivolata, forse prende anche il pallone, c'è il fischio di Plutino, calcio di punizione per la Lazio. Sistema la sfera proprio Vanessa dopo l'ottimo lavoro di Sara Conticelli, andata a riconquistare il possesso sollecitando di fatto il fallo di Narcisi. In corsa lunga per Vanessa che batte con il mancino potente, dovrebbe esserci una deviazione probabilmente di Naiara e non di Cecconi, comunque calcio d'angolo per la Lazio. 10:44 sul cronometro, sempre 1-0 decide il gol di Cecilia Barca, qui scodellato il pallone da Siclari per Vanessa che rinuncia a coordinarsi per l'intervento di Narcisi che di fatto conquista la rimessa laterale. Sul Pizzi, ancora a forzare, pallone in avanti sbagliato, allora Siclari sulla tre quarti, Colucci dentro per Vanessa, ottima diagonale di Narcisi che nega il 2-0 alla Lazio, grande intervento difensivo del capitano delle ospiti. Poi per non rischiare ha messo il pallone in fallo laterale, batte la Lazio con Siclari, fuori da Colucci, doppia deviazione sul Pizzi, prova a ripartire, fallo di Colucci, il calcio di punizione per l'Atletico Foligno. Arriva anche il primo time out del match chiamato da Luigi Battistone, un minuto di pausa per noi, 10:26 sul cronometro, 1-0 per la Lazio. Fischia Plutino a sancire la fine del time out, tornano in campo le due squadre. Si riprenderà dal calcio di punizione per l'Atletico Foligno, c'era stato il fallo di Colucci ai danni di Sulpizzi. Zelli, Narcisi si allarga Sulpizzi da quella parte, Zelli adesso prova a manovrare l'Atletico Foligno, Zelli va da sola, accelera sul centrodestra. Brava Pepe anche a tagliargli la strada. Semplice rimessa dal fondo per la Lazio. Pepe, Vanessa, appoggio Siclari che va subito in verticale, Pantano provata a intervenire su questo pallone, tutt'altro che semplice. Siclari con un grande anticipo ai danni di Castagnoli riconquista subito il possesso per la Lazio. Vanessa in buca per Siclari, pallone leggermente troppo avanzato quello della brasiliana, non ci arriva Siclari, rimessa laterale per l'Atletico Foligno quando siamo esattamente a metà di questo primo tempo. 10 minuti esatti alla fine della prima frazione. Narcisi riceve a sinistra, prova ad andare in verticale, Barca di testa, Pantano sponda, Vanessa ricicla bene il pallone all'indietro per Capitan Barca. Vanessa, Barca 1 contro 1 con Castagnoli, vediamo se forza la giocata Barca, fallo di Castagnoli che usa troppo le mani nella marcatura, calcio di punizione per la Lazio. Vanessa batte veloce per Siclari, Cecconi bravissima qui a coprire le spalle delle compagne. Narcisi sulla tre quarti, raddoppiata, perde palla, Siclari al limite, Siclari cerca anche un tunnel ai danni di Sulpizzi ma non passa. Barca, Pantano, Vanessa al limite, sterza sul destro, Castagnoli raddoppia su Narcisi, rimessa laterale. C'è un cambio fuori sul Pizzi, dentro Pezzolla nell'Atletico Foligno. Siclari, Barca dentro da Pantano, quasi colta di sorpresa da questa imbucata del capitano.
non riesce a controllare. Pezzolla, perde palla, Siglari, limite, Pantano! Con l'esterno Irene Pantano, secondo gol in campionato, anche per la numero 2, 2-0 per la Lazio. E tutte le compagne ad abbracciare Irene Pantano e anche a complimentarsi con l'altruismo di Valentina Siglari, che ha visto la numero 2 meglio posizionata, poi anche un delicato tocco d'esterno, un bacino al palo per il gol di Irene Pantano. 2-0 per la Lazio, 9 minuti 6 secondi allo scadere del primo tempo. Qui Pepe sul lancio lungo, attenzione a Zelli, subito la reazione dell'Atletico Foligno con il pallone dentro di Zelli, la doppia deviazione, quindi quella di Pepe. Vanessa che riparte in contropiede, Vanessa dentro, Pantano! E stavolta Cecconi riesce a intervenire, nega la doppietta Irene Pantano. Ripartenza fulminea della Lazio dopo la mezza occasione per il Foligno. Siglari in appoggio per Vanessa, con il corpo all'indietro, non riesce a tenere giù la sfera, rimessa dal fondo per le ospiti. Cecconi, Narcisi, Castagnoli, Zelli con il primo dribbling su Barca, pallone allargato, poi la deviazione di Vanessa dal pallone in orizzontale di Castagnoli, recupera la Lazio, Barca, Siglari, Jokisalo, Zelli che forza il pressing, Jokisalo messa qui in difficoltà, la finlandese deve concedere la rimessa laterale all'Atletico Foligno. Ottimo il lavoro di Zelli. Ancora 8:20 da giocare nella prima frazione. Zelli dalla sinistra all'indietro per Capitan Narcisi, Castagnoli, Pezzolla con l'esterno prova a riciclare all'indietro, interviene bene Siglari insieme a Barca, poi Siglari in verticale per Pantano, raddoppiata, perde palla Irene Pantano. Narcisi non trova qui Castagnoli, presa in controtempo, rimessa laterale per la Lazio. Rientra Ruffini al posto di Barca. Siglari, proprio Ruffini a restituire la numero 5, poi Jokisalo cerca l'imbucata per Ruffini. C'è la deviazione di Zelli, se non andiamo errati. E comunque possesso per la Lazio. Provato il solito schema la squadra di Chilelli con l'inserimento sul secondo palo di Ruffini. Deviazione di Zelli. E allora corner battuto da Siglari, letto bene da Narcisi che ribalta subito il fronte. Narcisi dentro, Zelli, Zelli limite, Zelli sotto le gambe di Pepe, la riapre l'Atletico Foligno. 7:46 sul cronometro. Dal possibile gol del 3-0 di Pantano al 2-1 segnato da Sharon Zelli, riapre tutto l'Atletico Foligno con il quarto gol in campionato della numero 11. Qui attenzione al lancio lungo di Siglari che per poco non sorprende Cecconi. Sul Pizzi, Narcisi, lei che ha lanciato la ripartenza in occasione del gol di Zelli. Pepe con un passaggio rischioso, non riesce ad intervenire Nayara Dos Santos, ma non arriva neanche Jokisalo. Quindi rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Narcisi, cresciuta sicuramente negli ultimi minuti la squadra di Battistone, che evidentemente dopo il 2-0 di Irene Pantano cambiato atteggiamento. Nayara dentro per Castagnoli, rallenta l'azione del Foligno. Siglari che poi chiude in calcio d'angolo sul tentativo di imbucata della numero 16. Può andare dal corner la squadra di Battistone con Nayara Dos Santos che si avvicina al punto di battuta. C'è Narcisi in appoggio, Nayari cerca l'area, movimento in particolare di Castagnoli. Si chiude la Lazio che riparte con Ruffini, Colucci con un aggancio tutt'altro che semplice. Narcisi ringhia sulle caviglie della numero 3. Ruffini, Siglari subito in avanti, pallone regalato da delle Cecconi, non c'era da quella parte Jokisalo. Cecconi con il rinvio, Nayara si era aiutata con le mani sulla marcatura di Siglari, bloccato alle sue spalle Pepe, poi il rinvio della numero 22, il colpo di testa di Castagnoli e la rimessa laterale per la Lazio. Ruffini, ancora 6:42 da giocare nel primo tempo. Colucci va sulla verticale servita, non ha spazio per calciare, ottimo intervento
ancora una volta di Narcisi. Per distacco la migliore in campo dell'Atletico Foligno fino a questo momento. Naiara in avanti, buono il controllo di Castagnoli, che poi dialoga ancora con Narcisi, che esce bene da una situazione complicatissima. Poi forse frana addosso a Iochisalo, ma non c'è fallo di Narcisi. Allora Iochisalo sulla destra, può andare anche una spinta di Castagnoli, pallone che è uscito. Semplice rimessa per l'Atletico Foligno. Naiara, Cecconi, ancora per Naiara, c'è Narcisi a destra, Naiara rischia sul pressing di Iochisalo, devia la finlandese, pallone buono per Cecconi. Narcisi, attaccata da Colucci, ancora Naiara in avanti, c'è solo Siclari sulla traiettoria che prova subito a imbucare per Colucci, altra diagonale efficace di Narcisi, e poi però non completa il disimpegno, concede la rimessa laterale alla Lazio. Adesso rientrano Vanessa e Barca al posto di Ruffini e Siclari, coloro che hanno confezionato il gol del momentaneo 1-0 per le biancacelesti. Vanessa, Barca, subito verticale, Colucci, ancora Narcisi ad uscire in anticipo. Altra rimessa per le biancacelesti. Iochisalo, pallone scodellato in orizzontale, anticipata Vanessa dal colpo di testa di Sulpizzi. Recupera subito però la Lazio con Pepe. Castagnoli, Naiara col tacco, ha capito tutto Iochisalo, riesce subito a ripartire la Lazio, poi Colucci sulla verticale, Narcisi si stende in scivolata, mura il destro della numero 3, angolo per la Lazio. Barca, fuori, pallone un po' lungo per Vanessa, che deve impegnarsi per mantenerlo nel rettangolo di gioco. Pepe, Vanessa, Barca si fa vedere internamente, Narcisi accorcia bene, vince il duello tra numeri 6. Narcisi sulla verticale, Castagnoli, 1-2, Narcisi, break, palla a terra, poi pallone largo, Naiara, e Pepe respinge, fallo laterale. Occasione per l'Atletico Foligno, gran ripartenza, sempre Narcisi a fare la differenza per il Foligno. Narcisi, Zelli subito in porta dalla rimessa laterale, non riesce ad inquadrare lo specchio, rimessa per la Lazio. Ora Pantano e Siclari al posto di Iochisalo e Colucci. Siclari, Vanessa cerca un numero di prima, trattenuta di Castagnoli, che va a prendersi anche il cartellino giallo, primo cartellino estratto dal direttore di gara, in particolare da Salvatore Freccia, direzione di Beatrice Castagnoli. Terzo fallo di questo primo tempo dell'Atletico Foligno. Ancora 4 minuti e 58 da giocare in primo tempo, sempre 2-1 per la Lazio, decidono i gol di Barca e Pantano. Dall'altra parte quello di Sharon Zelli a tenere in vita le ragazze di Battistone. Vanessa, Barca in appoggio, 1-2, poi verticale di Vanessa per Pantano, anticipo di testa di Naiara, poi Zelli arriva prima di Vanessa, Zelli tre quarti, Zelli in orizzontale, pallone che non filtra, e poi Sulpizzi sull'esterno della rete, era Ferroni e non Sulpizzi che ci ha provato. Occasione ancora per Foligno. Ci ha provato Maria Giulia Ferroni, classe 94, entrata qualche istante fa proprio al posto della numero 9. Laterale Foligno a battere proprio Ferroni. Naiara, quindi Narcisi con l'esterno nel vuoto, stavolta sbaglia la giocata il capitano di Foligno. Siclari, Barca, Vanessa, appoggio dietro per Siclari che verticalizza a memoria per Pantano che va nell'angolo, Pantano dentro per Barca, stava per completare un'azione da manuale la squadra di Daniele Chilelli, per centimetri non è arrivata a chiudere a centro area Cecilia Barca.
Naiara, Cecconi rischia al di fuori dei pali, tocca ancora all'indietro per Naiara. Zelli, Narcisi accorcia su di lei, Barca senza fallo, Barca al limite, Barca cerca la conclusione di punta e Naiara respinge, fallo laterale, proteste della panchina del Foligno per quel recupero pala di Cecilia Barca. A battere proprio il capitano biancoceleste dal lato di sinistra, Siclari in buca, Pantano fuori, ancora Siclari dopo il tocco di Barca. Vanessa, Siclari attaccata da Narcisi, ancora Vanessa, forza il pressing Foligno, si rifugia da Pepe, la Lazio sbaglia il rinvio. Marianna Pepe rimessa dal fondo per il Foligno. Cecconi, Ferroni, interno, Narcisi fa girare bene sul pressing trovando Naiara a destra. Zelli, trattenuta di Barca, tutto buono per l'arbitro, poi non riesce però ad imbucare Zelli, riparte la Lazio con Barca, attenzione a Vanessa che prova ad andare sulla destra, ancora Narcisi a recuperare per Foligno, a ribaltare l'azione, dribbling ai danni di Pantano che poi commette fallo, secondo l'arbitro, calcio di punizione per il Foligno. È agganciata nella sterzata Elisa Narcisi, secondo fallo del primo tempo per la Lazio. 3:22 ancora da giocare nella prima frazione, sempre 2-1 per le biancocelesti. Batte Zelli, di fatto spreca questo calcio di punizione, calciato direttamente oltre la traversa di Marianna Pepe. Rinvio proprio Pepe a cercare Iochisalo, movimento in anticipo di Narcisi che però sappiamo se volontariamente o no, ma lascia andare la sfera senza toccarla. Rimessa a Foligno, Cecconi con le mani in profondità, Barca di testa comoda da Siclari e fa la sponda per Vanessa. Barca, attenzione al pressing di Sulpizzi, se la cava Cecilia Barca, riesce a servire Siclari che scassa a sinistra, Siclari dentro, Naiara e ancora Siclari e poi Cecconi ha respinto il calcio d'angolo, intervento decisivo di Naiara dos Santos. Si era mossa Iochisalo sul centrodestra, l'aveva servita con il solito altruismo Valentina Siclari. Non è filtrato però stavolta l'assist della numero 5, è solo calcio d'angolo per la Lazio. Ma proprio Siclari dal corner, Barca e Vanessa in area, pallone fuori per Iochisalo, controllo orientato non perfetto della finlandese, poi non sfonda Vanessa sulla chiusura di Zelli. Ancora Vanessa, Siclari, controllo in corsa, Naiara si distende e poi riesce a vincere la carambola con Valentina Siclari. Grande intervento ancora di Naiara dos Santos, rimessa dal fondo per Foligno. Narcisi, Sulpizzi, perde palla, Vanessa al limite, colpisce Narcisi, poteva forse fare meglio qui la brasiliana, si rimane sul 2-1. Siclari recupera, Iochisalo, Vanessa prova addirittura a calciare sul muro, poi Barca, pallone troppo largo alla sinistra di Cecconi. Cecconi ha recuperato la sfera ma dietro la propria porta. Zelli, brutto pallone qui servito da Castagnoli, riesce solo a toccare Iochisalo, semplice rimessa dal fondo ancora per le ospiti. Cecconi, Zelli, centrale, la finta di Sulpizzi e di fatto inganna Naiara dos Santos, una rimessa laterale per la Lazio. Prima però il time out, il primo chiamato da Daniele Chilelli, qualche istante di pausa, 2:18 sul cronometro, sempre 2-1 per la Lazio.
Rientrano in campo le squadre dopo il time out, il secondo di questo primo tempo, il primo chiamato dalla Lazio. Barca a battere dall'out, dentro per Vanessa, si era addormentata la difesa del Foligno e Cecconi salva le ragazze di Battistone dal gol del 3-1. Dall'altra parte Castagnoli riesce a riciclare, pallone all'indietro, Naiara gira a destra ancora per Castagnoli, sulla verticale Zelli, Naiara si abbassa a sinistra sul Pizzi, riceve, deviazione di Vanessa, rimessa laterale per Foligno. Sul Pizzi, Naiara, Zelli, si va a vedere sul Pizzi, pallone ancora per Naiara che va a memoria sulla destra, non trova il movimento di Lucia sul Pizzi, veniva incontro la numero 9. Ancora 1:45 in questo primo tempo. 2-1 Lazio. Barca, attrice del gol, che ha aperto la sfida del Pala Torrino. Qui Yokisalo anticipata da Naiara, poi magia sull'out di Sulpizzi che tiene in campo il pallone, non riesce però a chiudere il triangolo nello stretto con Castagnoli, leggermente arretrato il pallone di ritorno della numero 16, laterale per la Lazio. Barca per Siglari, Barca, Vanessa subito in avanti, pallone impreciso della brasiliana, scavalcata nella traiettoria Valentina Siglari. Sul Pizzi, Naiara, finta su Yokisalo, si defila sulla destra Naiara, poi riesce a calciare addosso a Valentina Siglari portando via la rimessa. Ancora Naiara, sul Pizzi, in avanti Castagnoli, si gira, ancora 75 secondi in questo primo tempo. Naiara dentro, Siglari chiude, poi vorrebbe un ultimo tocco di Naiara che non c'è per l'arbitro laterale. Foligno sul Pizzi, calcia sul Pizzi 2 volte, sempre addosso a Siglari, ancora possesso a Foligno. Naiara, Zelli in appoggio, Naiara, pallone forte verso l'area, carambola, Pepe si ritrova lì il pallone, poi va in avanti da Vanessa, l'anticipo di Zelli. Naiara, ancora 53 secondi, Naiara sulla verticale, Zelli spalla alla porta, vuole girarsi su Vanessa, arriva anche Siglari che di fatto passa il pallone a Naiara che poi va giù, c'è fallo secondo l'arbitro. Intervento di Valentina Siglari, giudicato irregolare dal direttore di gara. Qui guadagna un paio di metri internamente Naiara Dos Santos, se ne accorge Plutino che sposta il punto di battuta, onestamente forse ancora troppo interno. Occasione comunque per il Foligno, 47 secondi alla sirena dell'intervallo, la possibilità di portarsi sul 2-2 la squadra di Battistone. Il via libera dell'arbitro Narcisi in orizzontale, Zelli addosso a Siglari, poi forse fallo di Naiara, riesce comunque a concludere Zelli sul fondo. Pepe, Vanessa, rimane alta in pressing adesso il Foligno, Vanessa con una gran palla per Siglari, liberandola a 3/4. Qui c'era mezzo fallo di Naiara su Siglari alle spalle, non visto dall'arbitro, poi ancora Siglari a recuperare, Vanessa sulla 3/4 a riciclare, Siglari larga, Siglari, è brutto qui l'intervento di Sulpizzi, cartellino giallo inevitabile per la numero 9 di Foligno, lo ha già in mano Plutino. Calcio di punizione per la Lazio, intervento in netto ritardo di Lucia Sulpizzi, seconda ammonita nelle fila di Foligno. Onestamente sembrava molto più avanti il calcio di punizione, infatti viene corretto il punto di battuta. C'è Barca sul punto di battuta, c'è Vanessa in appoggio, Siglari e Yokisalo all'interno dell'area di rigore. Ovviamente tutto il quintetto dell'Atletico Foligno a difesa della propria porta. 23 secondi all'intervallo, viene ancora una volta spostato il punto di battuta, a mio parere correttamente nonostante le proteste di Barca, ma il fallo era molto più vicino all'area di rigore rispetto a dove aveva inizialmente posizionato il pallone della Lazio. Arriva il via libera, è una finta quella di Barca, Naiara è troppo vicina, Naiara non può stare lì e qui dovrebbe esserci un cartellino giallo per Naiara, invece no,
Probabilmente no, sì, si ripete. No, controfallo. C'è Nayara che prima della battuta arriva a 1 metro da Vanessa e l'arbitro fa battere adesso il calcio di punizione a Foligno. Onestamente fase di confusione totale della terna arbitrale. Alla fine possesso è di Foligno. Incredibile, onestamente incredibile la decisione dell'arbitro. Nayara, Narcisi, continuiamo questi ultimi 20 secondi di primo tempo, pallone in avanti, Siclari di testa, Zelli a riproporre, blocca Marianna Pepe, Vanessa in avanti, pallone per Iochisalo, prova a girarsi, marcatura di Nayara che poi riesce ad interrompere la traiettoria del passaggio diretto a Vanessa. Ultimi 3 secondi di questo primo tempo, sempre 2-1 per la Lazio che vuole gestire in questo finale per andare a riposo in avanti. Qui dentro Siclari per Barca, deviazione di Zelli, ma quando scade il cronometro del primo tempo finisce qui la prima frazione al Pala Torino. 2-1 per la Lazio, decidono i gol di Barca e Pantano. La riaperta il Foligno con il quarto centro stagionale di Sharon Zelli. Piccola pausa per noi e poi ci ritroviamo per il secondo tempo di Lazio Atletico Foligno.
Riprendiamo la linea dal Pala Torrino, sta per iniziare il secondo tempo di Lazio Atletico Foligno, gara valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A di futsal femminile, prima frazione che si è chiusa sul punteggio di 2-1 per la Lazio con i gol di Barca e Pantano, accorciato successivamente l'Atletico Foligno con la rete messa a segno da Sharon Zelli. Lazio che riparte con Pepe tra i pali, Barca, Siclari, Iochisalo e Colucci. Dall'altra parte Cecconi, Narcisi, Nayara Dos Santos, Sulpizzi e Castagnoli. Via libera adesso di Davide Plutino, allora si inizia con i secondi 20 minuti di questo Lazio Atletico Foligno, subito con Narcisi. Va a calciare verso l'area di rigore, verso la porta, trova la presa di Marianna Pepe. Allora prima manovra di questo secondo tempo per la Lazio, da destra con Siclari. Barca in avanti per Colucci, scavalcata dalla traiettoria Carola Colucci. Allora può ripartire Cecconi. Sulpizzi in avanti per Castagnoli che prova controllo in corsa, non riesce ad addomesticare la sfera. Iochisalo, Siclari, Barca in appoggio, Siclari sceglie Iochisalo sulla centrodestra, la affronta Nayara Dos Santos, va da sola Iochisalo che poi prova anche a calciare. Nayara prima respinge, poi fa su il pallone, alla fine concede la rimessa laterale per il pressing della Lazio, ha deciso di non rischiare la brasiliana concedendo la rimessa a Valentina Siclari. In appoggio Barca, si muove anche Colucci, centralmente Colucci, liberata al limite dell'area, incrocia troppo il piattone destro Carola Colucci, occasione per la Lazio, si rimane sul 2-1. Narcisi, raddoppiata nella marcatura, Narcisi riesce in qualche modo ad andare via, Iochisalo ancora a frenarne la corsa. Iochisalo, Barca, si libera Siclari per il passaggio orizzontale, poi prova ad andare in avanti Nayara sulla traiettoria, raddoppiata Nayara, passa, fallo di Colucci nel sandwich con Iochisalo. L'irregolarità della numero 3 che poi con fair play va ad aiutare Nayara Dos Santos, primo fallo del secondo tempo della Lazio. È andato via il primo minuto e 10. Narcisi, dribbling secco su Siclari, subentra però alle sue spalle Barca che prova a mandare adesso Siclari, dribbling su Nayara, riesce a rientrare però su di lei Sulpizzi, toccando in fallo laterale. Siclari, Barca attacca a lungolinea, Siclari scodella dall'altra parte, Colucci si impegna ma non tiene in campo la sfera. E allora rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Nayara, Sulpizzi, pallone scomodo centrale, provato subito a calciare Valentina Siclari. Pallone alto oltre la traversa, rimessa dal fondo Foligno. Cecconi, Castagnoli, allargato per Narcisi, raddoppiata subito la numero 6, deve liberarsi della sfera ma non riesce a trovare il tocco di un'avversaria. Rimessa per la Lazio, Iochisalo, Barca, Siclari all'indietro per Iochisalo che verticalizza subito Colucci, di testa, deviazione di Castagnoli, calcio di rigore, fallo di mano di Beatrice Castagnoli e calcio di rigore per la Lazio sulla sponda aerea di Carola Colucci. Era con il braccio largo Castagnoli, almeno secondo Davide Plutino, e dunque calcio di rigore per le biancocelesti. Si è presa subito il pallone Vanessa Pereira. Entrata appositamente per il calcio di rigore al posto di Cecilia Barca. Vanessa rimasta a secco nell'ultima gara sul campo del Bitonto. Vanessa col mancino, Vanessa incrocia ed esulta per il 3-1 della Lazio. 18:15 sul cronometro, in gol Vanessa Pereira. Dodicesimo gol in campionato per la brasiliana che dunque raggiunge Valentina Siclari nella classifica marcatrici della Lazio. Dicevamo di Vanessa, rimasta a secco nell'ultima gara con Bitonto, ne aveva trovato 4 nelle 2 gare precedenti contro Molfetta e Cagliari.
in entrambi i casi doppietta per la numero 77 della Lazio. Siclari all'indietro per Barca, ristabilito il vantaggio di 2 reti dalla Lazio. Yoki Salo prova ad andare a destra, Castagnoli in qualche modo la rallenta, poi Colucci ricicla alla grande il pallone fuori per Barca. Siclari vuole andare in avanti, trova Yoki Salo, Castagnoli su di lei, Castagnoli riesce a chiudere, pallone era già uscito al momento del tocco in mezzo di Yoki Salo. Qualche protesta da parte della numero 13 laziale. Rimessa laterale per il Foligno, sul Pizzi, scambia con Narcisi, poi trova un passaggio orizzontale per Cecconi che rischia sul pressing di Colucci che vorrebbe la rimessa, ed è così. Ultimo tocco di Adele Cecconi nel rimpallo. Anche fortunata qui Carola Colucci a riconquistare il possesso. 17:40 sul cronometro. Siclari dall'out, dietro per Yoki Salo, Cecconi in 2 tempi blocca il mancino della finlandese. Narcisi sulla verticale, Nayara spalla alla porta, non vuole girarsi, appoggia ancora per sul Pizzi. Narcisi, marcatura Barca, Narcisi si trascina il pallone oltre la linea dell'out. Rimessa Lazio, tanto Vanessa rientra in campo al posto di Barca. Torna sul terreno di gioco anche Conticelli al posto di Yoki Salo. Vanessa scodella dentro per Siclari che tenta l'acrobazia, manda il pallone sul fondo. Giocata dall'altissimo coefficiente di difficoltà, quella tentata da Valentina Siclari. Sul Pizzi dall'altra parte, dentro il pallone per Castagnoli, chiude la traiettoria Vanessa che poi non disimpegna bene. E allora sul Pizzi Nayara può attaccare da sinistra il Foligno con Nayara Dos Santos, rallenta però la ripartenza delle ragazze di Battistoni. Poi pallone perso da sul Pizzi, Vanessa, tocco di ritorno di Colucci, Vanessa prova a calciare, Cecconi tocca in angolo. Dal corner Conticelli, fuori per Siclari, Vanessa ancora per Valentina Siclari che prova a calciare, poi Conticelli non riesce ad anticipare Cecconi, riparte Foligno, forse fallo ai danni di Sulpizzi. C'era secondo me una trattenuta di Conticelli, poi si lamenta Colucci perché era andata sul pallone, fallo probabilmente precedente. E allora calcio di punizione per il Foligno, sempre 3-1 per la Lazio, 16:42 al termine del match. Tanto rientra Zelli nelle fila della squadra di Battistone, preso il posto proprio di Sulpizzi. Narcisi, limite, Narcisi! Forse anche un tocco sulla parte esterna del palo, il destro di Narcisi. L'occasione improvvisa per l'Atletico Foligno che per poco non torna a -1. Pepe, Vanessa, Siclari, poggio per Conticelli verticale, qui non intervengono né Nayara né Colucci, pallone che arriva docile dalle parti di Cecconi. Narcisi, Nayara, Castagnoli gestisce bene un pallone un po' scomodo, Zelli, Narcisi contro Conticelli, si gira e scarica, ancora Zelli, buono il controllo orientato per evitare il pressing di Colucci, poi recupera però la Lazio. Conticelli tarda il pallone in verticale per Colucci, Nayara arriva in scivolata a chiudere in fallo laterale. Era una buona chance per la Lazio, non si è accorta probabilmente Conticelli dell'arrivo in tackle della brasiliana. Semplice rimessa laterale per la Lazio. Siclari per Vanessa che restituisce dentro Siclari e forse un altro tocco di mano non redarguito dall'arbitro. Poi deviazione sul tiro di Conticelli, comunque rimessa dal fondo per Foligno. Sono accese le proteste della Lazio su quel tocco di Valentina Siclari. Tutto regolare per il direttore di gara Cecconi. Rinvio, trovata Nayara in mezzo al campo, dribbling con il corpo qui Valentina Siclari. Allora Pereira dall'altra parte allarga per Colucci, Zelli accorcia bene su Colucci, solo calcio d'angolo per la Lazio. Siclari, Conticelli e Colucci in area, Vanessa, c'è fuori la brasiliana cercata con questo pallone scodellato da Siclari. Vanessa riesce in qualche modo a tenerlo in campo riciclandolo per Pepe. Conticelli, Colucci
controlla, spalla alla porta, Narcisi accorcia, sponda fuori ancora per Conticelli che accelera e va col destro, non riesce ad inquadrare lo specchio di Cecconi, rimessa dal fondo per l'Atletico Foligno. Cecconi, Naiara, arriva sulla verticale Castagnoli, grande uscita di Siclari, si materializza davanti alla numero 16 mettendo il pallone in fallo laterale. Tanto Pantano per Colucci. Naiara, Cecconi, vuole andare al lancio lungo Cecconi, Siclari sulla traiettoria, ribatte indietro, attenzione a Vanessa che prova anche ad impegnarsi. Questa sfera vagante copre la rimessa dal fondo a Dele Cecconi. Narcisi, Zelli, subito raddoppiata, dribbling di Zelli che tiene il pallone in campo, poi vuole andare all'interno, fallo di Conticelli. Il calcio di punizione Atletico Foligno, la trattenuta irregolare qui di Sara Conticelli, arriva anche il richiamo di Salvatore Freccia alla numero 4 della Lazio. Tanto c'è stato un cambio anche nell'Atletico Foligno, è entrata con la maglia numero 10 Federica Corboli, classe 97, per lei 2 gol in questo campionato. Zelli, sulla verticale Narcisi, Zelli all'indietro per Naiara, eccola proprio Corboli che tocca il primo pallone. Naiara, Narcisi, Corboli vuole girarsi, riesce a tornare da Narcisi. Zelli, parte a destra Narcisi, la vede Zelli, Pantano interviene bene, poi Conticelli di prima accelera troppo la giocata e non trova Vanessa. Narcisi, Vanessa va a chiudere, Narcisi incrocia addosso a Siclari che poi spazza via il pallone. Non dovrebbe esserci il tocco di Zelli, rimessa laterale credo per l'Atletico Foligno. Arriva adesso infatti ad indicare il possesso del direttore di gara. Naiara, Cecconi, torna da Naiara che con un controllo incredibile riesce a tenere in campo il pallone. Le aveva passato un pallone fortissimo dalle Cecconi. Zelli, parte Narcisi, Pantano in qualche modo anticipa la numero 6 che poi prova a rigiocare il pallone, se lo trascina in fallo laterale, possesso Lazio, Yoki Salo, mentre Barca rientra al posto di Pantano. Arriva anche Ruffini per Pepe e allora power play per Chilelli. Barca, Yoki Salo, Siclari, Yoki Salo, da destra a Vanessa, a sinistra a Siclari, scelta la numero 5 che torna da Yoki Salo. Siclari, Yoki Salo, Siclari, Barca sul fondo, Siclari dentro, Barca ricevuto da Vanessa, poi manca la conclusione in porta all'ultimo istante. Siclari sulla ripartenza del Foligno, ad anticipare Corboli, rimessa laterale per le ragazze di Battistone mentre riprende posizione tra i pali Marianna Pepe. Narcisi, Naiara, ancora 13:40 da giocare alla Palla Torino, 3-1 per la Lazio. Narcisi abbassa la testa e va, non esce quel pallone come vorrebbe Vanessa. Allora Naiara ancora a destra, pallone a metà tra Narcisi e Corboli, rimessa laterale per la Lazio. Siclari, Vanessa ancora per Siclari, è eluso il pressing di Foligno. Yoki Salo, tornata in campo Ruffini al posto di Pepe. Yoki Salo, Siclari, c'è Barca sempre sul fondo sulla sinistra. Yoki Salo, Siclari, Barca al limite, non si gira verso la porta, torna fuori da Siclari. Yoki Salo, Vanessa di prima, pallone intelligente per Siclari, accelera la Lazio con il tocco di Barca per Ruffini. Poker delle biancocelesti, a segno anche Claudia Ruffini, 4-1. Ed è il giorno dei secondi gol in campionato per la Lazio, perché arriva il secondo anche per Claudia Ruffini dopo quello di Barca e quello di Pantano. Completare il poker biancoceleste, il 12° centro in campionato di Vanessa Pereira, arrivato su calcio di rigore inizio secondo tempo. 4-1 dunque per la Lazio contro l'Atletico Foligno, ancora 12:52 sul cronometro. Narcisi, Zelli, tra un ball filtrante per Castagnoli che non riesce
però a controllare bene la sfera, rimessa laterale per la Lazio. Siclari all'indietro per Yoki Salo. Vanessa, Siclari va in verticale, pallone perfetto per Vanessa che anticipa Narcisi, la chiusura del capitano di Foligno, calcio d'angolo per la Lazio. Scelto perfettamente qui il tempo dell'uscita Elisa Narcisi. Vanessa, Yoki Salo di prima sull'esterno della rete, la finlandese vorrebbe il tocco di un'avversaria, ha guardato infatti subito il direttore di gara, però ha segnato la rimessa dal fondo. Allora Cecconi in avanti, Siclari con intelligenza lascia passare la sfera. Pepe, Pantano, scarico fuori per Yoki Salo, cercata Siclari sulla destra, Zelli accorcia, Siclari dentro da Pantano. Presa in controtempo qui Irene Pantano, intelligente, però il pallone a rimorchio di Siclari. Narcisi, Zelli, raddoppiata Zelli, torna all'indietro, pallone imprendibile per Elisa Narcisi. Dovrebbe essere laterale e non calcio d'angolo per la Lazio. Comunque nei pressi del corner alla destra di Cecconi. Siclari, pallone fuori per Vanessa, la respinta di Cecconi, poi da terra Zelli riesce a liberare l'area. Ferroni, Narcisi, va Ferroni sulla verticale, Narcisi sceglie un possesso più comodo centralmente con Zelli. Narcisi, adesso Ferroni sbaglia qui il controllo, ne approfitta Siclari che protegge la rimessa laterale. Vanessa in verticale, Narcisi prima di Pantano, poi perde però il contrasto con Vanessa. Yoki Salo va via, Yoki Salo col mancino, pallone che rimane lì, bravissima Cecconi ad arrivare prima di Yoki Salo, poi anche fallo della finlandese. Si lamenta con il direttore di gara qui, bravissima delle Cecconi a rialzarsi subito, ad anticipare Yoki Salo sul pallone vagante. Ferroni cerca inizialmente il dribbling, poi tocca all'interno per Castagnoli, quindi Zelli in avanti, Castagnoli con il mancino, Pepe riesce anche ad evitare il calcio d'angolo, c'era stata forse una deviazione di Siclari. Yoki Salo, Vanessa in avanti per Siclari, controllo forse con un braccio regolare per l'arbitro, poi perde un contrasto, fase un po' confusa, alla fine Zelli a mettere ordine. Castagnoli sbaglia il tocco in avanti, Vanessa recupera, Narcisi trattiene su Vanessa che in qualche modo prova a passare, poi alla fine l'ultimo tocco è di Narcisi, rimessa laterale per la Lazio che si lamenta Vanessa Pereira che voleva il fallo. Ma Siclari dall'out, siamo quasi alla metà di questo secondo tempo, 10:49, Vanessa dentro, pallone che penetra in area di rigore, non ci arriva Yoki Salo sulla palla lontano. Gran palla questa di Vanessa Pereira, ha tagliato in due la difesa della Foligno. Ferroni, Narcisi 1-2, non c'è fallo di Yoki Salo, rimessa laterale per la Lazio. Vanessa, tanto fuori Siclari per Conticelli, Yoki Salo, ancora 1 contro 1 con Zelli, poi gran palla dentro per Pantano che prova a girarsi, Narcisi chiude la rimessa laterale del Foligno. Richiamo verbale per Pantano, allontanato la sfera, comunque a cronometro fermo nonostante proteste molto accese da parte di Battistone, tutta la panchina della Foligno. Cecconi evita il pressing di Vanessa, poi va in profondità Zelli, prova ad impegnarsi, Pepe in largo anticipo, poi rinvia subito a cercare Pereira, respinta di testa di Castagnoli. Pantano, buon recupero in anticipo su Ferroni, poi il destro di Irene Pantano che sfila la sinistra dei pali di Cecconi. Ancora il rinvio del portiere di Foligno, regolare la marcatura di Conticelli. Allora si riprenderà da Pepe, ancora 10 minuti 10 secondi allo scadere, sempre 4-1 per la Lazio che aveva chiuso avanti di 1 il primo tempo, poi ha allungato con il rigore di Vanessa Pereira ed il gol
di Claudia Ruffini. Colucci, controllo di petto, pallone che esce anche per il disturbo regolare di Sulpizzi. Narcisi, Ferroni, internamente Sulpizzi, regala il pallone a Colucci, dribbling, Colucci, incrocia fuori Carola Colucci, a centimetri dal 5-1 la Lazio, chiede scusa a Vanessa Colucci. Questa era una grande occasione, anche intelligente, quella finta di corpo di Colucci per eludere la marcatura di Narcisi. Qui altro pallone perso da Foligno, Vanessa sulla tre quarti, Vanessa dentro da Colucci, miracolo di Cecconi, aveva fintato la conclusione e poi con grande altruismo aveva trovato l'assist. Vanessa Pereira non è riuscita nel tap-in ravvicinato Carola Colucci per il grande intervento di Adele Cecconi che mette in angolo, negando il quinto gol alla Lazio. Barca fuori da Vanessa, carica il mancino, lo prova e lo piazza Vanessa Pereira, doppietta, 5-1. Perfetto il piattone mancino di Vanessa Pereira. Sono 13 in campionato per la brasiliana. Adesso time out chiamato da Luigi Battistone, piccola pausa per noi, 5-1 per la Lazio, 9:36 allo scadere. Riparte da centrocampo l'Atletico Foligno dopo il time out chiamato da Luigi Battistone. 5-1 per la Lazio, nonostante quanto dica il tabellone del Palatorrino, manca un gol alle biancocelesti. Zelli, Cecconi in avanti, anticipo di Barca che poi prova ad andare in palleggio, chiude Sulpizzi che poi non riesce ad evitare il calcio d'angolo, può tornare ad offendere la Lazio. Barca, fuori dentro il pallone con una doppia deviazione, alla fine probabilmente un autogol, ma festeggia Carola Colucci. 6-1 per le biancocelesti, 9:13 sul cronometro, segna ancora la Lazio. Che da capire a chi verrà assegnato il sesto gol della Lazio. Sicuramente ha calciato verso la porta Carola Colucci, probabilmente c'è stata anche un'altra deviazione però prima che il pallone finisse alla destra di Cecconi, che adesso ha abbandonato il campo lasciando il posto a Narcisi. C'è il power play per il Foligno sotto di 5 a 9 minuti dal termine. Sulpizzi, Naiara, Narcisi, spalla alla porta, problema di girarsi, tocca all'indietro ancora per Naiara che verticalizza Barca in anticipo su Zelli e riesce però a mettersi davanti dopo il controllo. Sulpizzi, Narcisi prende l'interno, Sigla richiude, Narcisi raddoppiata ancora in possesso. Narcisi sul fondo, pallone per Sulpizzi che prova a girarsi, era Castagnoli, ha provato a proporre in area di rigore proprio per Sulpizzi, non trovata però sul secondo palo. Siglari, Zelli in pressing, Siglari riesce ad andare in avanti, non fa lo stesso, non riesce ad intervenire Carola Colucci. Siglari ancora, in anticipo Castagnoli sul pallone vagante, Sulpizzi all'indietro per Naiara dos Santos. Sulpizzi, Zelli, l'attacca Siglari che respinge
primo pallone in verticale di Zelli, è una seconda chance. Sulpizzi si gira nel cerchio di centrocampo, Sulpizzi tre quarti, va col mancino, Conticelli con la schiena involontariamente di fatto accomoda il pallone tra le braccia di Marianna Pepe, che riparte dalla stessa Conticelli. Siclari verticalizza, pallone che sfiora la copertura del Palatorrino e poi arriva comodo tra le braccia di Adele Cecconi. Sulpizzi, evitata qui Conticelli, tocca all'indietro sulla destra per Gelli che prova ad andare via, ancora Gelli, Sulpizzi, Naiara, tre quarti campo, adesso attende l'ingresso di Narcisi al posto di Cecconi. Sulpizzi, Zelli, ancora Sulpizzi, scambiato con Naiara, ritorna all'indietro dalla brasiliana, poi Narcisi sulla verticale, Barca riesce ad intervenire prima di Castagnoli, calcio d'angolo per Foligno. Narcisi, tocco di ritorno per Castagnoli, deviazione, traversa del Foligno, poi Pepe subito dall'altra parte per Colucci, Narcisi recupera per Foligno, ancora Narcisi, tre quarti, l'appoggio per Gelli che torna dietro, Narcisi dietro Castagnoli, gran parata di Pepe, vicinissima al gol del 2-6 Foligno. Castagnoli, Narcisi, ancora Castagnoli per Narcisi, in appoggio Naiara dos Santos, Narcisi, Castagnoli, Narcisi riesce a trovare uno spazio in verticale, allora Sulpizzi, Gelli dentro per Castagnoli e arriva alla terza chance consecutiva, il gol del 2-6 dell'Atletico Foligno, lo segna Beatrice Castagnoli, settimo gol del suo campionato, torna a -4 l'Atletico Foligno, 6:42 sul cronometro. Adesso portiere di movimento per la Lazio, vuole subito ristabilire le distanze Daniele Chilelli o quantomeno tenere lontana dalla propria porta l'Atletico Foligno. Siclari, Iochisalo, Siclari, Iochisalo, Vanessa adesso sulla destra, 6:25 ancora da giocare, 6-2 per la Lazio. Vanessa, Iochisalo, Vanessa torna ancora da Iochisalo, sale il pressing del Foligno, Iochisalo, Siclari con il tacco dentro, Naiara lascia passare, rimessa dal fondo per Foligno. Cecconi, Pezzolla, scambia con Naiara, poi ancora l'appoggio all'indietro per la numero 21 che libera sulla destra Sulpizzi. Naiara, Castagnoli, spalla alla porta, prova a girarsi, Iochisalo le passa davanti e poi appoggia all'indietro per Claudia Ruffini che va a rinviare. Naiara, mezzo al campo, anticipa Barca e poi Vanessa tocca in fallo laterale. Sulpizzi, Naiara, ora portiere di movimento anche per Foligno, c'è Ruffini tra i pali della Lazio. Naiara, Pezzolla, Narcisi, no, se forza anche una conclusione in porta la squadra di Battistone, considerando che lì c'è Ruffini e non Pepe, non riesce a concludere Pezzolla per l'opposizione di Vanessa Pereira. Narcisi, Pezzolla prova a calciare, ancora Barca a fare muro, rimessa laterale con il pallone sistemato forse anche un po' male da Pezzolla, riesce a recuperare l'Atletico Foligno dopo un primo tocco di Siclari. Ancora Naiara dos Santos, ultimi 5 minuti e 10 secondi al Palatorrino. Narcisi, vis-à-vis con Vanessa Pereira, poi il tocco per Pezzolla che ripulisce all'indietro per Naiara, pallone un po' lungo, deve gestirlo la brasiliana che poi va a lanciare dentro. Barca alza questo campanile sulla propria tre quarti, Vanessa con grande calma riesce ad appoggiare per Ruffini che va al rinvio. Naiara respinge di testa Siclari, Siclari è limite, Valentina Siclari si aggiunge alla festa della Lazio, 7-2, settima partita consecutiva in gol per Valentina Siclari. Fanno dunque 11 gol nelle ultime 7 partite per la numero 5 della Lazio, 13 totali in campionato, 7-2 quest'oggi per la Lazio, 4:43 sul cronometro. Pezzolla,
Naiara. Narcisi, c'è Pezzolla lì, Narcisi ancora all'indietro per Naiara, sul Pizzi, Naiara, Narcisi deve accelerare la giocata, poi Barca arriva prima di Pezzolla, fallo di Maria Grazia Pezzolla, netta la spinta ai danni di Cecilia Barca, calcio di punizione per la Lazio. È rimasta a terra per un attimo Cecilia Barca, poi non è necessario il cambio, si è rialzata, adesso va anche ad invadere la tre quarti offensiva. Portiere di movimento per la Lazio, mentre si prepara a entrare Umbro. Sul Pizzi, Castagnoli all'indietro, Naiara vorrebbe lanciare, sbaglia però con il destro, pallone controllato con lo sguardo da Emilia Iochisalo, rimessa dal fondo per le biancocelesti, già battuta da Ruffini. Vanessa Iochisalo, Vanessa, 4 minuti allo scadere. Siclari all'indietro, Iochisalo, quindi Ruffini di prima per Barca, l'intervento di Cecconi, poi pallone che schizza fuori per Siclari. Era tutto regolare secondo l'arbitro, forse c'era una carica ai danni di Adele Cecconi, ha lasciato andare Davide Plutino, ha concesso la conclusione a Valentina Siclari, che però non è riuscita a trovare la personale doppietta. Zelli con il mancino in avanti, svirgola il lancio verticale, allora rimessa per la Lazio con Umbro che lascia subito il terreno di gioco favorendo il nuovo ingresso di Ruffini. Vanessa, Barca, Iochisalo, ancora 3:30 allo scadere. Iochisalo guadagna un paio di metri, palla a terra, poi Barca per Siclari a sinistra, limite Vanessa, tripletta per Vanessa Pereira che incrocia con il macino, 8-2 per la Lazio. Fa sembrare tutto troppo facile in questa fase la squadra di Daniele Chilelli. Giro palla perfetto delle biancocelesti, quindi l'appoggio al limite per Vanessa che ha il tempo di controllare e prendere la mira prima di incrociare alle spalle di Adele Cecconi. Narcisi, Castagnoli, Narcisi in appoggio, Naiara con l'esterno, fa correre Castagnoli che prova ad andare via, Barca si mette davanti il capitano biancoceleste che poi, nonostante probabilmente subisca un fallo, riesce a liberarsi del pallone efficacemente, servendo Iochisalo. Umbro, pallone molto scomodo per Vanessa, ha provato a regalarci una finezza con un controllo con il tacco che non riesce in pieno, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Narcisi, buono il primo dribbling su Colucci, poi Castagnoli in verticale, Zelli limite dell'area fuori, ancora per Narcisi che si libera sul destro, prova a concludere sul muro laziale formato da Colucci e Siclari, colpisce la numero 3, rimessa laterale per l'Atletico Foligno. Ancora 160 secondi a giocare al Pala Torino, ha provato a concludere Narcisi, poi Cecconi alza il pallone, facile per Umbro che con grande sicurezza battezza fuori la sfera, pallone che esce veramente di poco alla destra del palo. Umbro in avanti per Colucci, gran controllo di Carola Colucci che prova a girarsi, Narcisi in scivolata, poi pallone che è uscito sul controllo di Naiara Dos Santos, rimessa laterale per la Lazio. Siclari, Vanessa, Colucci restituisce, Vanessa, probabilmente un fallo lì al limite dell'area, non c'è nulla secondo il direttore di gara, a terra sia Colucci che Vanessa, tutto ok secondo Plutino. Vanessa, poco più di 2 minuti allo scadere, Vanessa che prende in controtempo Siclari che in qualche modo ritrova l'equilibrio e controlla la sfera. Umbro colpisce un'avversaria, Naiara, Umbro con un miracolo e poi Castagnoli trova la personale doppietta, 8-3 al Pala Torino, segna l'Atletico Foligno. E con questa doppietta diventa la miglior marcatrice stagionale dell'Atletico Foligno, Beatrice Castagnoli, che supera Elisa Narcisi, ferma a 7. Con la parata di Umbro sul destro ravvicinato di Naiara Dos Santos, è arrivato il tap-in della numero 16, qui fallo di Conticelli che va a prendersi il cartellino giallo, prima ammonizione nelle fila della Lazio, dovrebbe essere anche il quinto fallo delle biancocelesti che dunque
D'ora in avanti manderebbero al tiro libero l'Atletico Foligno in caso di irregolarità. È entrato anche Guerrieri nella Lazio, numero 10, classe 2002. Il lancio in avanti, Umbro riesce ad anticipare l'avversaria, poi Conticelli in qualche modo tocca per Guerrieri. Contrasto, Cecconi arriva prima di Colucci, ma c'è Pantano a subentrare nell'azione. Castagnoli riesce a deviare il passaggio diretto a Conticelli. Comunque possesso Lazio, Pantano non rischia, scarica Umbro. Colucci, marcatura aggressiva da parte di Zelli. Conticelli, Pantano, Conticelli, Guerrieri con l'esterno, Narcisi recupera, Narcisi al limite, Narcisi prova ad andare, Guerrieri bravissimo a passare davanti, ancora Narcisi, si mette spalla alla porta, raddoppiata, alla fine riesce a portare via una rimessa laterale facendo carambolare la sfera addosso a Pantano. Narcisi a battere per Zelli che va con il destro al volo, pallone lontano dai pali di Marica. Umbro, rimessa per la Lazio. Ultimi 62 secondi al Pala Torrino, lancio lungo di Umbro, Colucci recupera dopo il controllo di Castagnoli, ancora Colucci sulla verticale per Guerrieri che prova a girarsi su Narcisi, si mette davanti il capitano del Foligno che poi si accontenta della rimessa dal fondo. Cecconi, Narcisi accelera su Guerrieri, poi buona palla sulla linea verticale per Castagnoli che con troppa sufficienza fa la sponda per Naiara, recupera Colucci. Pantano, riparte la Lazio, Pantano sbaglia qui, prende in controtempo Conticelli che aveva invece attaccato alla profondità. Zelli mette giù il pallone sull'out. Naiara torna da Zelli, ultimi 30 secondi al Pala Torrino. Zelli vuole comunque provarci l'Atletico Foligno che va in avanti con Castagnoli, in corsa non riesce a stoppare questo pallone, rimessa dal fondo per la Lazio. Umbro per questi ultimi 25 secondi. Guerrieri, Conticelli, lungolinea il pallone per Colucci che perde il contrasto con Narcisi, limite Narcisi, Narcisi passa su Conticelli, Narcisi dentro per la tripletta di Castagnoli. 3 gol facili facili per Beatrice Castagnoli che ha il merito di seguire l'azione di Elisa Narcisi. Altro gol del Foligno, 8-4 al Pala Torrino. Colucci all'indietro per Pantano, Conticelli, non si ferma l'Atletico Foligno che vuole continuare a pressare. Zelli recupera in area, Zelli sbaglia la cosa più facile calciando sul fondo ad un secondo dalla sirena. Aveva recuperato un gran pallone qui su Conticelli, non è riuscita a completare l'opera però Sharon Zelli, autrice del gol che aveva tenuto in vita il Foligno nel primo tempo. Finisce qui al Pala Torrino, finisce 8-4 per la Lazio che dunque torna al successo ma soprattutto centra la quinta vittoria consecutiva in casa, consolidando il sesto posto, salendo a quota 30 punti. Rimane invece in penultima posizione la formazione di Luigi Battistone che però ha dato sicuramente un grande segnale in questo secondo tempo, provando comunque a giocarsela, provando ad accorciare il punteggio in questi ultimi minuti. Adesso squadre raccolte a bordo campo per ringraziare il pubblico del Pala Torrino. Io ringrazio Simone Candela per la regia, ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito da casa. Un buon proseguimento di serata da Adriano Berruti.